La nuova giunta sarà presentata entro venerdì, lo annuncia la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, impegnata a Trieste in una serie di incontri istituzionali ed operativi. Dopo aver visitato gli uffici nel Palazzo di Piazza Unità, la Presidente ha affrontato subito le urgenze, riferite in particolare alla crisi economica. La situazione delle imprese, lo stato dell'occupazione, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali sono stati al centro del colloquio con il direttore centrale del lavoro, seguito da una prima presa di contatto presente il segretario generale della Regione con i responsabili dell'avvocatura, dell'organizzazione del personale e dell'informazione. Subito dopo, prima visita ufficiale al prefetto Francesca Adelaide Garuffi con l'indicazione, tra le priorità da affrontare, dell'emergenza feriera da inserire nel tavolo nazionale di crisi. Problema al centro anche dell'incontro con il sindaco Roberto Cosolini insieme alla rinegoziazione del patto di stabilità e la revisione dell'accordo Tremonti-Tondo. A ruolo che la città vuole interpretare nel contesto del Friuli Venezia Giulia e l'esigenza di una nuova valorizzazione della sua vocazione portuale, sottolineate dal sindaco, la Presidente ha risposto confermando la sua partecipazione alla riunione di domani, indetta dalla Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, per poter avviare, ha detto, le sinergie indispensabili a ribadire come la portualità Friuli Venezia Giulia sia la portualità dell'Alto Adriatico. La prima giornata della Presidente si è chiusa a Pordenone con incontri con il sindaco Claudio Pedrotti e con il viceprefetto vicario Alessandra Vinciguerra.